Riassumendo, possiamo terminare questa conferenza con le seguenti conclusioni. Mentre gli psicofarmaci permettono una rapida risposta al quadro segno-sintomatologico, fatto fondamentale quando il bisogno di miglioramento è imperativo, la psicoterapia produce un effetto più prolungato nel tempo. L'aggiunta di un approccio psicoterapeutico compie un ruolo centrale nel ristabilimento funzionale, migliorando l'attività vincolare, sociale e lavorativa, come altresì ottenere una miglior compliance e poter giungere a una revisione completa, diminuendo il rischio di ricadute e o ricorrenze a medio e lungo termine. Così, mentre l'assunta dei più psicofarmaci ai pazienti che non hanno risposto con uno solo non sempre conta con studi che giustificano questa pratica, ossia che dimostrano che la polifarmacoterapia è più efficace che la monoterapia senza produrre interazione di rischio ni potenziare effetti negativi che alterino la qualità di vita del paziente, differenti lavori controllati e randomizzati confermano invece i vantaggi della terapia combinata, psicoterapia più farmacoterapia.